Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Su invito della prefettura, il comune di Mirano accoglierà alcune persone in arrivo in Italia attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, le quali saranno ospitate per la prima accoglienza presso l'ex scuola di Caorliega. Le persone saranno assistite in questa prima fase dal personale di una cooperativa indicata dalla prefettura. Il comune di Mirano, uno dei pochi in Italia, già da anni ospita con successo una struttura del SAI, il sistema di accoglienza integrato, che assiste gli stranieri nel loro percorso di integrazione, e una sede dello CIPIA, il centro provinciale di istruzione per adulti, dove le persone in gran parte straniere ricevono una formazione e imparano la lingua italiana. Mirano è e rimarrà una città accogliente, dichiara il sindaco Tiziano Baggio. Riteniamo, continua, che solo con una politica di integrazione e inclusione sia possibile far fronte a un fenomeno che difficilmente potrà essere fermato in tempi rapidi. Domani alle 12 tutti i cittadini veneti e non che si troveranno in Veneto riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento pubblico IT Alert, che in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo, incluse quelle sanitarie, avvertirà la popolazione. È uno strumento molto importante che non sostituisce quelli esistenti, ma che ci aiuterà a mettere in guardia le persone in caso di pericolo. Così Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, sottolinea l'importanza del test previsto domani nella nostra regione. Passiamo allo sport. L'Umana Reyer Venezia rende ufficialmente noto che Bruno Caboclo non intende più giocare con la prima squadra orogranata. Appare evidente che tale decisione, del tutto inaspettata e appresa con stupore e sconcerto dalla società, rappresenta una gravissima violazione degli accordi intercorsi tra le parti, si legge in una nota ufficiale del club orogranata. Pertanto, prosegue la nota, nella consapevolezza di aver agito con la massima diligenza e professionalità, ed essendosi trovata proprio malgrado a subire un ingente danno non solo di natura sportiva, in assenza di ravvedimento del giocatore, la società si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni e di agire nelle competenti sedi per la migliore tutela dei propri diritti e interessi. Voltiamo pagina. Dopo il successo della prima edizione di In Touch, incontri altamente reattivi, la Rete Biblioteche Venezia del Comune investe in 3 nuovi appuntamenti dal 3 al 23 ottobre, curati in collaborazione con Studio VSC. In Touch, parole di futuro, la volontà è di portare in città altri fermenti creativi e di pensiero per far incontrare le persone in occasioni di benessere. È dedicato alla parola declinata attraverso diversi linguaggi che raccontano il nostro tempo e quello che verrà. Il cartellone autunnale della rassegna, rivolta ai giovani adulti e ai giovani lettori, ma aperta con fruizione gratuita a tutto il pubblico. Protagonisti la giovane star della Urban Music Leon Faun il 3 ottobre e gli scrittori Paolo Nori il 15 ottobre e Paolo Giordano il 23 ottobre. Tutti i dettagli dell'iniziativa nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.